Buonasera. In una regione italiana, vi dirò poi in quale, stanno costruendo un nuovo ospedale. L'accordo tra Stato, Regione, Comune e Provincia per costruire l'opera era stato siglato il 5 maggio del 2000. Il costo iniziale previsto era calcolato in 340 milioni di euro, il 70% circa a carico dello Stato e i restanti 85 milioni a carico della Regione, mentre la Provincia ha il compito di costruire i parcheggi e il Comune quelle delle opere viarie necessarie. Nell'autunno del 2005 è stata posta la prima pietra di questa struttura ospedaliera all'avanguardia che prevede 1200 posti letto e 36 sale operatorie. La consegna era prevista per il 21 marzo del 2009, ma con l'inizio dei lavori cominciano i guai. Il sito scelto è in una zona acquitrinosa e paludosa e così l'acqua filtra sui parcheggi e sui sotterranei dell'enorme manufatto. Ad ogni temporale, nonostante le pompe idrovore, l'acqua riaffiora. Nel frattempo il costo aumenta del 46%, arrivando alla stratosferica cifra di 498 milioni di euro dai 340 iniziali e la consegna è stata posticipata per l'estate del 2012. Ma anche questa non è una data certa, senza dimenticare che gli 85 milioni di competenza regionale dovevano rientrare dalla vendita della vecchia struttura ospedaliera che verrà dismessa, ma che ora non trova acquirenti. Ora, dopo avervi tediato con i numeri di questa ordinaria follia italiana, molti si chiederanno dove è accaduto questo clamoroso fatto? Probabilmente qualcuno sospetta che la regione di cui si parla sia nel meridione, nel sud Italia. Sicuramente i leghisti nostrani penseranno che in Padania questo non può succedere, altri penseranno che comunque nel nord, nella nostra regione, questo schifo non potrebbe accadere. Invece pensate un po', questo scandalo sta avvenendo al nord, in Lombardia e precisamente in provincia di Bergamo. Questo misfatto l'ho trovato su Repubblica. Ma perché vi ho portato questo esempio? Perché temo che il progetto del nuovo ospedale di Pordenone assomigli maledettamente all'ospedale in costruzione nel Bergamasco. Vediamo perché. Appena eletto, Tondo ha stracciato il vecchio progetto dell'ex presidente Illy, costato circa 4 milioni, che prevedeva la ristrutturazione del vecchio ospedale con la realizzazione di 2 nuovi padiglioni. Il costo previsto allora era di 92 milioni, di cui 25 regionali e il resto in leasing. L'inizio lavori era previsto a gennaio 2009 e la consegna dell'opera completa era prevista per il 2013. E ora vediamo i giorni nostri. Il 29 aprile scorso, durante la campagna elettorale per le elezioni comunali, al Moderno qui a Pordenone, presenti tutti i maggiorenti del PDL e naturalmente il candidato sindaco del centrodestra Pedicini, Tondo tra gli applausi scroscianti, firmò un documento contenente l'impegno finanziario della Regione per la costruzione del nuovo ospedale in Comina, tant'è che Pedicini negli ultimi giorni della campagna elettorale mostrava orgoglioso la firma su quel documento. Carta canta, il nuovo ospedale si farà in Comina perché lo vogliamo noi. I giornali, tra cui il Messaggero Veneto, scrivevano: trovati i soldi, li mette la Regione nelle variazioni di bilancio entro giugno. Vediamo allora cosa è rimasto di questa promessa. L'ospedale nuovo è ancora in alto mare, i soldi non ci sono. Intanto il costo previsto 3 anni fa di 180 milioni sono naturalmente lievitati. Alcuni dicono che il costo attuale sarebbe di 240 milioni. Non ci sono fondi per l'acquisto degli arredi e dell'attrezzatura sanitaria che gli esperti indicano in circa 50 milioni di euro, anche questi non compresi nel budget iniziale, così come non sono previsti i costi della viabilità che dovrebbe essere di competenza provinciale. Ma i soldi che ad oggi la Regione ha stanziato sono i soliti 25 milioni stanziati da Illy e altri 6,8 in seguito, per un totale quindi di 31,8 milioni. Si dice che nella finanziaria regionale del 2012 ne verranno stanziati altri, ma ne mancano ancora molti, troppi. E dove trova Tondo la differenza? Dato che lo Stato non sgancerà un euro, visto che lo Stato ha già le sue gatte da pelare? Senza dimenticare che l'ospedale vecchio, durante la costruzione del nuovo, avrebbe bisogno di manutenzione per mantenerlo in funzione decentemente e quindi si avrebbero dei costi aggiuntivi. Insomma, a me sembra che il nuovo ospedale di Pordenone si stia avvicinando pericolosamente all'incompiuto ospedale bergamasco. Sembra di assistere a un vecchio film già visto con il carcere nuovo. Vi ricordate? Per cui il presidente Tondo, responsabilmente, alla luce di questi fatti, dovrebbe fare un gesto di umiltà e senza rincorrere progetti irrealizzabili riprendere in mano il progetto di Illy per dare anche a Pordenone e alla sua provincia un ospedale nuovo e funzionale in tempi relativamente brevi. Arrivederci a mercoledì prossimo.